L'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, criticità del pronto soccorso e iniziative a rimedio. L'intervista al direttore generale Giuseppe Capodieci. Dovete sapere che su un bilancio di 870 milioni, qual è il bilancio dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, abbiamo la possibilità di investire, quindi di spendere per acquistare anche le barelle, solo 3 milioni l'anno. E quindi nel 2024 avevamo esaurito questo plafond, quando sono arrivato io addirittura era già stato utilizzato dal mio predecessore e quindi ci è stato vietato di utilizzare, quindi abbiamo trovato delle soluzioni estemporanee. Dal 2025 invece abbiamo potuto attingere al bilancio e stiamo cercando di risolvere tutti i problemi. Per quanto riguarda l'ospedale, il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, dai primi giorni che sono arrivato ho subito evidenziato anche in interviste con voi il fatto che era una, se non una delle criticità, la criticità dell'ospedale San Giovanni di Dio, che invece per il resto ho trovato come un ospedale che funziona perfettamente nei reparti. Ma il problema prima di tutto è strutturale e su questo abbiamo avviato già dall'estate scorsa una gara che ha avuto purtroppo dei ritardi. Abbiamo avviato i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso, ritardi che io ho evidenziato con una lettera di diffida alla ditta che doveva cominciare i lavori e che ha ritardato per problemi burocratici non dipendenti da questa amministrazione i lavori di ristrutturazione. Ora sono partiti, io spero che nel più breve tempo possibile, compatibilmente con quelli che sono i tempi tecnici, potremo avere un pronto soccorso che si possa chiamare pronto soccorso, perché io non so chi lo ha progettato nel passato, ma ci sono qualcosa come 15 accessi che abbiamo tentato di allarmare per cercare di tenerli chiusi. Diciamo, ci sono più corridoi che stanze e quindi questa ristrutturazione del pronto soccorso, una ristrutturazione, ripeto, sulla struttura del pronto soccorso dovrebbe sicuramente migliorare la qualità, prima di tutto, dell'accoglienza del paziente, ma anche la qualità del lavoro di chi oggi invece è costretto a correre tra una stanza, un corridoio o un'altra stanza. E questa quindi è la prima cosa per il pronto soccorso di Agrigento. Vi ricordo che sono stati già avviati e dovremmo ultimarli fra qualche mese i lavori per la rianimazione. Avrete voi agrigentini una delle migliori rianimazioni della Sicilia per la tipologia intanto progetto che è stato fatto e poi anche per la qualità delle tecnologie che vi saranno impiantate. Non ultima stiamo tentando, perché quello che ci manca oggi è rimodulare e ristrutturare le sale operatorie, stiamo presentando un progetto che scadrà il 25 di questo mese per attingere ai fondi comunitari per poter ristrutturare tutte le sale operatorie dell'ospedale San Giovanni di Dio. È una delle priorità che mi sono dato, quindi avendo a questo punto pronto soccorso, rianimazione e sale operatorie ristrutturate, io spero entro la fine di quest'anno, che chiamiamo anno dell'Agrigento Capitale della Cultura, di poter avere un ospedale che sia tecnologicamente al top rispetto ad uno standard che avevamo trovato che non era oggi ottimale.